È con grande piacere che porgo il saluto dall'amministrazione regionale a questo progetto, che è un progetto che va a valorizzare la cultura locale, la storia locale e soprattutto la lingua veneta. La lingua veneta che è uno degli obiettivi fondamentali dell'assessorato alla identità della regione. Mi ricordo che mio nonno mi contava sempre, e finché contava e faceva tutti quanti i personaggi suonando alcuni strumenti musicali. Ecco che arriva una piccola Arnea, camminando de soon, menando il culo. Asea Gina, tutta contenta perché Pierino si è smentegato di sarare il canceo. Così ha deciso di andare fuori e di fare un bel bagno nel paltan del stagno che è in mezzo al prato. E a segheta, vedendo l'Arna Gina arrivare, e a svoia su da rama e a se posa sull'erba attacca l'Arna sbattendo e a ete. Flap, 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 flap. Ma ecco che viene fuori il nonno in vena cofana bisa, perché Pierino, senza il suo permesso, se ne fuori dal canceo, in mezzo ai pericoli. Ma per quanto a Ghedaga dentro, E il lupo corre più forte d'ea, e se fa sempre più tacà. sempre più da rete. Ecco la gacciapà! Dal bosco arriva fuori i cassadori. Isedrio seguire e pecche del lupo. Sora a tutti svoiava l'oseetto cinguettando beato. Maria Santa, chi compari in gamba che siamo mie Pierino? Guardai cosa che avevo ciapà. E il gabutta una sbrancata pere sul naso del lupo. E il lupo tacca a starnuire e con starnuo più forte e spura fuori l'Arna tutta intera. Solo che un poco imbauca. Qua, 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 qua.